Eh? Adesso. Bene, allora, il tema del convegno di apertura appunto di questa mattina è Università, ricerca e territorio, nuove forme di collaborazione, con un diciamo, sottotitolo che è appunto oggetto dell'incontro di questa sessione, che è la rappresentazione delle relazioni delle pubbliche amministrazioni nel bilancio sociale come strumento per migliorare anche le relazioni tra le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni in genere, quindi anche del settore privato o le entità del terzo settore, con i propri interlocutori, quindi con il mondo. E la parola appunto agli stakeholder. Ora, questa mattina vi è stata una parte, diciamo, l'introduzione di carattere di presentazione, la parte che hanno fatto le autorità, il Presidente della Regione, il Sindaco, il Rettore. Vi è stato un primo confronto tra gli stakeholder dell'Università e dei centri di ricerca, in cui chiaramente c'è sorta l'esigenza di un maggiore rapporto di collaborazione, ma qualcosa di più della collaborazione, l'integrazione, cioè la possibilità che queste diverse entità si mettano insieme anche rispetto a certi progetti per valorizzare al massimo, in un rapporto sinergico, diciamo, il patrimonio, le risorse, la specificità di ciascuno. È proprio il caso dell'innovazione, cioè l'università, gli enti di ricerca sono per definizione soggetti che producono innovazione, producono saperi attraverso la ricerca scientifica e divulgazione anche di questi saperi, formazione delle giovani generazioni. La terza grande missione dell'università, come dicono gli inglesi, è quella della valorizzazione di questi saperi, della ricerca per lo sviluppo dei territori. Una missione che in verità l'università in qualche modo ha sempre esercitato, però magari in misura non quanto oggi richiesta, cioè in una misura consistente e con modalità totalmente nuove, appunto quelle dell'integrazione. L'università è chiamata per esempio sul fronte dell'innovazione a fare impresa con le imprese. I centri di competenza sono in realtà questo, una casa comune in cui l'università insieme agli altri enti di ricerca, insieme alle imprese, insieme alla Camera di Commercio, chi rappresenta, diciamo, gli interessi del mondo produttivo, costruiscono un percorso nel segmento dell'innovazione. Quindi esiste il mondo dell'università e degli enti di ricerca, esiste il mondo delle imprese, anche del terzo settore, che fanno sviluppo, perché loro hanno questa missione, ecco, di realizzare sviluppo attraverso quindi l'attività imprenditiva. C'è un segmento che va coperto e va tra la produzione dei saperi e il loro utilizzo sul territorio. Quel segmento è poco presidiato, come si direbbe oggi, cioè ha bisogno di essere incentivato. L'Unione Europea dice: mettetevi insieme, create una casa comune per poter meglio svolgere questa funzione, perché non esiste sviluppo della società della conoscenza se non con l'innovazione, quindi appunto con un ruolo che chi produce innovazione deve avere esplicito. Allora, è evidente che occorre, questo richiama al fatto che i soggetti debbano interagire tra di loro, integrarsi, che devono conoscersi e quindi devono avere capacità di ascolto. E quindi cose che sembrerebbero banali, in realtà è difficile ascoltarsi, è difficile lavorare insieme, lavorare di gruppo, è difficile fare le cose insieme, ed è maggiormente difficile tra l'altro anche dalle nostre parti in Sardegna. Le tematiche di stasera affrontano queste difficoltà, perché da una parte si richiama la necessità che le pubbliche amministrazioni, come tutte le altre organizzazioni, e qui sarà in particolare il ruolo dell'introduzione che fa il professor Usà, tutte le organizzazioni siano responsabili e quindi rendano conto dell'attività che fanno e rendano conto
dell'attività che fanno per lo sviluppo della società. Quindi c'è questa tematica della responsabilità sociale di tutte le organizzazioni. E poi c'è la tematica di come, quindi del bilancio sociale come uno degli strumenti, forse non il solo, per rendere questo conto a tutti gli stakeholder, a tutte le persone interessate delle varie entità. E poi c'è il discorso di strumenti anche nuovi, come è la relazione che farà la dottoressa Congia su questo strumento dell'Union Camere, che qui è in qualche modo, diciamo, utilizzato attraverso un'attività di promozione anche dalla Camera di Commercio. E poi tutto questo naturalmente ha bisogno della tecnologia, quindi ha bisogno che le reti siano create anche fisicamente e che quindi vi siano la tecnologia ci fornisca gli strumenti per rendere facili il più possibile queste relazioni, che sono relazioni complesse. Quindi qui c'è la tematica che svilupperà il professor Fenu, che poi porta anche, non solo la svilupperà come, diciamo, dal punto di vista della necessità di questo, ma anche come ci parlerà anche di esperienze concrete in questo senso. Vabbè, credo di aver dato quindi il senso di questa manifestazione, di questa seconda sessione, quindi speriamo di avere l'occasione di un dibattito per poter poi nella interazione anche cercare di capirci, di ascoltarci e di capirci meglio. Va bene, quindi do la parola al professor Giuseppe Usai.